Hanno finito il turno di lavoro in un negozio di due Carrare e si sono dati appuntamento sul ponte pedonale vicino a Mezzavia. È iniziata così nella serata del giorno dell'Immacolata. La lite è finita con un accoltellamento tra due colleghi, entrambi originari del Bangladesh, regolari in Italia e residenti a Padova. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Abano Terme. Dalla lite, di cui ancora non si conoscono le cause, i due sono passati prima alle mani, poi il più giovane ha raggiunto con un fendente il connazionale, provocandogli un taglio al torace sinistro. Immediati sono scattati i soccorsi. Il ferito, un 32enne, è stato ricoverato presso la casa di cura di Abano Terme, dove è tuttora in osservazione. Non corre pericolo di vita. Anche il rivale, un 27enne, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari presso l'ospedale di Monselice, dimesso con una prognosi di 8 giorni per contusioni multiple. Per il 27enne si sono aperte le porte del carcere dopo essere stato sottoposto a fermo per tentato omicidio da parte dei carabinieri.